In 4 mesi quasi 4.000 aderenti, oltre la metà di questi sotto i 40 anni. Sono le cifre che a Italia Futura piacciono di più. Prima tappa il 2 marzo, lo sbarco in Veneto del movimento creato da Luca Cordero di Montezemolo. Seconda tappa il 9 luglio, la sede regionale, quella inaugurata a Mestre, zona San Giuliano, destinata a diventare punto di raccordo e di riferimento per l'associazione che ha già costituito le sue propagine a Venezia, Treviso, Verona e Vicenza e conta di completare il puzzle con Padova e Rovigo. Il disegno ormai è chiaro, scendere nell'agone politico, senza alleanze. Contiamo di poter usufruire di una legge elettorale nel 2013 che ci consenta di andare da soli, perché non ci interessa allearci con gli attuali partiti che sono depositari di un grande fallimento. Sguardo al 2013 sia per il Parlamento che per i comuni del Veneto. Se ci saremo nel 2013 alle politiche, ci saremo anche nelle amministrative e avremo il criterio di scegliere dei candidati di grande qualità che siano soprattutto di rottura e di grande innovazione rispetto alla classe politica attuale, che anche sul piano amministrativo non ha brillato molto. E scelte di campo già delineate, a partire dal sì deciso alla spending review del governo. È un taglio non lineare. Io penso che rispetto ai parametri che sono stati dati, che in Veneto nessuna amministrazione debba temere, devono invece temere quelle amministrazioni che si sono sovraccaricate di personale, che divorano un sacco di soldi di spesa corrente e che danno servizi di pessima qualità. Senza dimenticare il sostegno alla città metropolitana. Credo che la città metropolitana non possa sovrapporsi a un altro ente e che quindi la provincia debba progressivamente scomparire. Noi addirittura nel nostro statuto non prevediamo nell'associazione i livelli provinciali e questo è un dato indicativo che per noi le province sono degli enti da abolire. A settembre al via la fase 2 del movimento. Nasceranno i presidi comunali e i gruppi di lavoro per far partecipare i cittadini all'elaborazione di proposte politiche in vista del traguardo, quello delle urne.